Oggi il Papa ha creato 13 nuovi cardinali. A loro ha detto: testimoniate Cristo con cuore compassionevole. I nuovi porporati rappresentano il cuore della Chiesa missionaria. Essere piccoli per raccogliere la grandezza di Cristo nella nostra vita è l'invito di Don Massimiliano Pendola, accolto oggi dalle parrocchie di Pila e Fossalupara a Sestri Levante. Occorre fondare la nuova evangelizzazione sul Vangelo vissuto, così il Vescovo nella festa di San Francesco. Da Monsignor Tanasini un invito ad imitare fino in fondo il poverello d'Assisi. Tunnel della Fontana Buona, sul tavolo del Ministero il progetto presentato dalla Regione forte della coesione del territorio. A confermarlo il sottosegretario alle infrastrutture Roberto Traversi. Il Palazzo di Giustizia di Chiavari va verso la piena occupazione. È arrivato lo svincolo per il centro per l'impiego, sono in fase di ultimazione i lavori di adeguamento per la Guardia di Finanza. Serie B, prima sconfitta in trasferta per la Virtus Entella. Il Crotone vince 3-1. I biancocelesti recriminano per un gol annullato nel primo tempo. Ci siamo innervositi troppo, è l'analisi di mister Boscaglia. Buonasera a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Oggi il Papa ha creato 13 nuovi cardinali in occasione del sesto concistoro del suo pontificato, improntato alla vocazione missionaria della Chiesa. 8 su 13 porporati infatti appartengono a ordini religiosi missionari. Il primo servizio. È il requisito della compassione ricevuta da Dio e da donare ai fratelli che il Papa imprime nel cuore dei 13 nuovi cardinali creati oggi in Basilica Vaticana. Sono testimoni della fede, ma soprattutto sono uomini di missione, di frontiera, di dialogo e di annuncio. Così il Papa li ha voluti richiamandoli a Roma dall'Asia, dall'Africa, dall'Europa e dall'America Latina. La compassione, dunque. Francesco spiega ai nuovi cardinali che non è facoltativa, non è un consiglio evangelico, ma è un elemento essenziale. Non è una realtà che si possa spiegare, o la sento o non la sento, e se non la sento, come posso comunicarla, testimoniarla, donarla? Anzi, non potrò fare questo. Concretamente, ho compassione per quel fratello, per quel vescovo, quel prete, oppure sempre distruggo con il mio atteggiamento di condanna, di indifferenza, di guardare da un'altra parte, in realtà per lavarmene le mani? La disponibilità di un porporato a dare il proprio sangue, significata dal colore rosso dall'abito, è sicura quando è radicata in questa coscienza di aver ricevuto compassione e nella capacità di avere compassione. Diversamente non si può essere leali. Tanti comportamenti sleali di uomini di Chiesa dipendono dalla mancanza di questo senso della compassione ricevuta e dall'abitudine di guardare da un'altra parte, dall'abitudine dell'indifferenza. E un momento di festa si è svolto oggi pomeriggio anche nella nostra diocesi. Don Massimiliano Pendola ha fatto infatti il suo ingresso come nuovo parroco delle comunità di San Paolo in Pila e Santa Margherita di Fossalupara a Sestri Levante. È andato per noi Giacomo Rizzi. Una chiesa gremita per accogliere il nuovo parroco. Le comunità di San Paolo in Pila e Santa Margherita di Fossalupara si sono raccolte per l'ingresso di Don Massimiliano Pendola. Numerosi anche i giovani e gli adulti arrivati dalle parrocchie di Moneglia, in cui Don Massimiliano ha lasciato un bel ricordo. La messa è stata presieduta da Monsignor Alberto Tanasini, che ha sottolineato l'importanza della figura del parroco, colui che testimonia Cristo e si impegna a dare testimonianza di lui. Questa testimonianza è soprattutto oggi impegnativa per un pastore. Voi sapete che sono cadute tanti aspetti di autorità esteriore, rimane soltanto e giustamente l'autorità apostolica, il mandato ricevuto da Cristo. Questa è la forza del nuovo pastore. Grande emozione per il nuovo parroco, che ha ripreso il Vangelo del giorno e l'invito ad essere servi inutili del Signore, così come Cristo ci chiede di essere. Essere quei granelli di senape e quei
quei servi inutili, quei granelli di senape che possono diventare alberi frondosi, che possono dare ombra, riparo, conforto a tante persone ed essere radicati in Cristo, in Lui, guardare al suo volto, quindi condividere il suo volto per condividere la vita tra di noi. E poi in questo senso quindi servi inutili ma anche compagni preziosi del cammino, quindi questo essere piccoli per accogliere la grandezza di Cristo nella nostra vita. La fede non si costruisce ma si riceve. Così le comunità che accolgono il nuovo parroco si affidano a lui per iniziare un cammino insieme, consapevoli che ci sia molto da fare. La nostra comunità è una comunità viva con tante sfaccettature, c'è bisogno di un'amalgamatura per riuscire forse ad essere ancora maggiormente vivi. E poi la cosa che più importa è finire la Chiesa, la struttura della Chiesa. Si apre domani in Vaticano il Sinodo speciale per l'Amazzonia e proprio ieri in diocesi si è concluso il tempo dedicato alla preghiera e alla riflessione per il creato nel corso della veglia ecumenica che si è celebrata alla Basilica dei Fieschi. Siamo andati a vedere. La custodia del creato è una questione integralmente umana, prima ancora che legata ad una generica difesa dell'ambiente, perché avere cura della casa comune significa entrare nel merito delle grandi disuguaglianze che colpiscono l'umanità e operare per la dignità di ciascun essere umano. È il messaggio scaturito dalla giornata ecumenica per la custodia del creato, celebrata quest'anno alla Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno per iniziativa delle chiese cristiane del nostro territorio. Alla vigilia dell'apertura dei lavori del Sinodo per l'Amazzonia è emerso come la tutela della biodiversità sia possibile e anzi necessaria in considerazione dell'interdipendenza che esiste fra crescita spirituale, fraternità umana e cura della creazione. Credo che come Chiesa sentiamo tutti di doverci un pochettino decentrare, proprio anche per affrontare quanto il Sinodo dirà e proporrà. Mi sento molto ispirata a questa scelta di mettere appunto al centro quella terra con tutte le sue problematiche che non sono locali ma che impegnano tutti noi e anche credo con tutte le risorse e le ricchezze che appunto anch'esse non possono restare locali ma hanno qualcosa da dire alla Chiesa universale. Il tema è caro alle chiese cristiane che hanno aderito alla giornata, iniziata con un percorso a piedi in preghiera e proseguita con l'ascolto della riflessione di Don Paolo Zanandreis. Tutto che ha offerto Dio ci ha offerto per infinità, per lungo tempo, non c'è un punto finale, diciamo, e noi siamo datori per proteggere questi doni che ci ha lasciato Dio fin dall'inizio. Noi siamo una parte della creazione e tutta la biodiversità, tutte le opere che Dio ha creato formano un insieme che si tiene insieme, sopravvive insieme o muore insieme. E dunque non si tratta di curare il fiorellino o il gattino o la foresta, si tratta proprio di impegnarci tutti perché il degrado del creato e la distruzione del creato implica anche la nostra distruzione. Per questo è così importante, così vitale capire che siamo una unità. La biodiversità significa che tutte le specie, vegetali, animali e gli esseri umani che sono parte della natura siamo intimamente collegati alla terra, all'aria e quello che succede alla terra, all'aria, al mare succede anche a noi. Telepace seguirà in diretta i lavori del Sinodo per l'Amazzonia, a cominciare da domani. Dalle 10 del mattino trasmetteremo su Telepace 1 al canale 15 la messa presieduta dal Papa per l'apertura del Sinodo. Lunedì mattina la prima assemblea con il saluto di Francesco in diretta dalle 8:30, questa volta su Telepace 3, il canale è il 115. Infine ogni giorno alle 13:30 sul canale 85 Telepace 2 trasmetteremo in diretta il briefing giornaliero di aggiornamento sui lavori del Sinodo. I frati cappuccini di Chiavari hanno festeggiato San Francesco con la messa presieduta dal Vescovo. Ha voluto distaccarsi dalle cose terrene e ha amato gli ultimi, per questo è un santo moderno, hanno spiegato i frati cappuccini. Siamo andati, vediamo.
Ancora oggi Francesco attira perché da lui si diffonde la presenza di Cristo. È la riflessione che Monsignor Tanasini propone nella chiesa dei frati Cappuccini di Viale Tapani a Chiavari. Il vescovo spiega come il santo sia un uomo fatto Vangelo. In lui dice: vediamo il Vangelo vissuto alla lettera e dunque la sua vita cambiata. Di qui l'invito ad imitare Francesco, perché altrimenti, prosegue il pastore della diocesi, sarà vano ogni tentativo di annunciare la parola con i nostri sforzi e le varie iniziative pastorali. La modernità del santo è stata evidenziata anche dai frati della comunità di Chiavari, che oggi attuano gli insegnamenti del fondatore nel rispetto della povertà e dei più bisognosi. Noi colleghiamo un po' il nostro servizio qua a Chiavari con la mensa dei poveri. Ancora quest'oggi c'era una 60ina di persone a cui abbiamo dato da mangiare abbondante, un primo, un secondo, la frutta anche. Naturalmente non siamo noi a fare i miracoli, è la gente che ci aiuta a portare avanti questo discorso molto significativo ai nostri giorni, perché sembra che aumentino, non diminuiscono quelli che vengono a mangiare dai frati. Quindi San Francesco ci vuole insegnare anche questo amore verso i bisognosi, verso quelli che non hanno magari da essere tranquilli per il mezzogiorno, per la sera, da mangiare. La parrocchia di San Marziano a Carasco celebra la festa di Santa Faustina Kowalska. Domani alle 11 la messa, durante la quale sarà intronizzata e benedetta la nuova statua del titolare della parrocchia San Marziano, scolpita da Ezio Garbarino. Cambiamo tema. Per la cronaca, un altro fungaiolo disperso oggi nella zona del Monte Aiona. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Chiavari e il soccorso alpino. Secondo le prime indicazioni l'uomo starebbe bene, è stato localizzato ed è in corso il recupero. È stato inserito da Unioncamere tra le 11 opere prioritarie per il rilancio della Liguria. Stiamo parlando del tunnel della Fontana Buona. A fare il punto sul progetto il sottosegretario alle infrastrutture Roberto Traversi. Lo ha intervistato Andrea Capitani. È un nodo che purtroppo deve ancora partire, nel senso che per come siamo messi adesso era la Regione che era l'unica che aveva fatto dei passi abbastanza importanti, però quello è un progetto che non è neanche a norma, quindi va completamente rivisto, va rivisto il prezzo e soprattutto chi deve finanziare l'opera. Avanti con il progetto presentato dalla Regione alcuni anni fa, anche se sono necessarie delle modifiche forti della coesione raggiunta da tutto il territorio del Tigullio e non solo dalle amministrazioni della valle. Per il tunnel della Fontana Buona riprende il faticoso cammino sul tavolo del Ministero a Roma. A confermarlo il sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, il chiavarese Roberto Traversi. Abbiamo portato sul tavolo un problema che ormai compie 100 anni, perché abbiamo ritrovato appunto dei testi proprio anche sul secolo che citano che si parla di quest'opera da 100 anni. Il problema sono i finanziamenti, chi deve fare l'opera e soprattutto chi deve pagarla. Si era iniziato con autostrade adesso è in un momento un po' delicato, quindi anche quella pagina di sospensione di giudizio non aiuta, però è sul tavolo perché per me resta una priorità. È un'opera voluta fortemente da tutto il territorio, ricordiamo i consigli comunali dei vari comuni che hanno approvato l'opera. Questo può essere un punto di forza su cui fare leva? Secondo me sì, proprio perché generalmente ci troviamo sempre in qualche vertenza fra un'opera che qualcuno vuole e qualcuno non vuole. Questa è firmata da tutti i sindaci del Tigullio. A mio avviso, quando si fa un costi-benefici si sbaglia considerando solo la Fontana Buona, che ovviamente è quella che avrebbe le maggiori fortune da questo tunnel. Però anche Santa Margherita, Rapallo e i comuni costieri non hanno spazi, non riescono a gestire anche le minime attività, quindi penso che questo possa aiutare tutti. Ricordiamo che apre lunedì il cantiere per la riqualificazione delle gallerie di Sant'Anna tra Lavagna e Sestri Levante. Con esso entrerà in vigore il senso unico alternato nell'intero tratto delle gallerie, dal Cigno sino all'imbocco del tunnel lato Sestri Levante, con divieto di transito per pedoni e biciclette. Se i lavori di rifacimento delle strutture in cemento armato delle gallerie saranno i primi a partire, a ruota seguiranno quelli di messa in sicurezza del versante, che partiranno la settimana successiva, il 14 di ottobre. E ora torniamo sulla cerimonia di inaugurazione a Chiavari della nuova sede dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS. L'edificio, che avrebbe dovuto ospitare il Tribunale di Chiavari, va verso la sua piena occupazione. Facciamo il punto.
Si va verso la piena occupazione per il nuovo Palazzo di Giustizia di Chiavari. L'edificio, che avrebbe dovuto ospitare gli uffici del Tribunale di Chiavari, poi accorpato con quello di Genova a settembre del 2013 e costato allo Stato 14 milioni di euro, rimasto praticamente chiuso e mai utilizzato fino a 3 anni fa, oggi vede completarsi la sua pianta organica. All'appello mancano ancora 2 realtà che verranno ospitate negli ultimi spazi rimasti vuoti e svincolati dal Ministero di Grazia e Giustizia, la Compagnia di Chiavari della Guardia di Finanza e gli uffici del Centro per l'Impiego. Abbiamo avuto l'ok definitivo da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, per cui anche il Centro per l'Impiego avrà sede presso questo centro polifunzionale che è un centro unico in Italia. I primi a trovare la loro nuova sede nell'edificio sono stati gli uffici del giudice di pace, trasferiti nell'ottobre del 2016 nell'ala di Ponente ai primi 2 piani, seguiti dall'Agenzia delle Entrate nel luglio del 2018, per questa realtà i primi 3 piani dell'ala di Levante, e a luglio di quest'anno a trovare casa è stato l'INPS al 4º piano. Al 3º piano dunque arriverà a breve il Centro per l'Impiego, mentre si stanno ultimando i lavori negli ultimi piani del palazzo, il 5º, il 6º e il 7º, dove sarà ospitata la Compagnia della Guardia di Finanza di Chiavari. Abbiamo fatto gli ultimi lavori di adeguamento dei locali e il termine di consegna doveva essere il 30 settembre. Abbiamo ancora un problema di un certificato antincendio da ottenere, dopodiché sarà la Guardia di Finanza che dovrà fare tutti gli acquisti degli immobili, i loro collegamenti in rete. Per noi sarà una sede molto più conforme a quelle che sono le nostre esigenze, quindi stiamo accelerando al massimo i lavori e speriamo presto di essere anche noi qui. Questa sarà non solo la centrale operativa, ma anche risiederanno proprio qui i militari della Guardia di Finanza? Assolutamente sì, questa sarà la sede del nostro comando compagnia e quindi con una caserma a tutto tondo, con tutte quelle che sono le esigenze proprie per un reparto del corpo. Cronaca, nella tarda mattinata di oggi, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno denunciato 5 stranieri di età compresa tra i 26 e i 35 anni, tutti disoccupati e trovati in possesso di diversi oggetti pericolosi come un flessibile a motore a scoppio, mazze da demolizione e palanchini in acciaio. Nell'occasione è stato rinvenuto anche un grosso jammer, uno strumento che viene utilizzato per inibire la trasmissione delle onde radio e del traffico GSM dei telefoni cellulari. I 5 sono stati fermati a bordo di un'automobile con targa inglese. A carico di uno di loro è stato emesso un foglio di via dai comuni di Rapallo, Recco e Santa Margherita Ligure. Si sono finti turisti e così hanno potuto arrestare un 54enne ricercato con un mandato di cattura europeo che aveva trovato lavoro come receptionist in un albergo di Sestri Levante. A condurre l'operazione i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro insieme ai colleghi liguri. L'uomo, da anni domiciliato in Francia, era ricercato dal settembre scorso dalle autorità francesi perché accusato di evasione, violenza sessuale sulla figlia di 15 anni ed aggressione. L'uomo era ricercato già dal mese di luglio 2016, quando si era reso irreperibile dal proprio domicilio dove stava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le indagini hanno portato i carabinieri ad individuare l'uomo nell'albergo dove dal gennaio scorso, ignaro dell'esistenza di un provvedimento di cattura a suo carico, aveva iniziato a lavorare. Fuga di gas ieri sera a Rapallo, intorno alle 20 un'auto ha urtato il tubo di distribuzione del metano al civico 34 di via privata Norero, strappandolo. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco che ha chiuso la circolazione della strada e fatto evacuare in via precauzionale la palazzina. L'intervento di riparazione si è concluso in tarda serata da parte dei tecnici di Italgas, a dare supporto anche ai carabinieri della stazione rapallese. E poi ancora non voleva uscire dalla pizzeria dove aveva cenato una 48enne straniera questa notte a San Michele di Pagana. Il gestore del locale ha chiesto così l'intervento della polizia perché la donna risultava piuttosto aggressiva ed è rimasta tale anche all'arrivo degli agenti del commissariato di Rapallo. I poliziotti hanno tentato di convincere la donna dialogando con lei, cercando anche di comprendere il motivo del suo comportamento, ma ha cominciato ad agitarsi insultandoli e colpendoli a pugni e calci, provocando a uno di loro ferite guaribili in 5 giorni. La 48enne a fatica è stata bloccata e portata in commissariato per l'identificazione e anche qui ha riservato lo stesso trattamento agli agenti. La donna è stata arrestata con il reato di oltraggio, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
Siamo così alla pagina culturale. Questa mattina a Sestri Levante l'associazione Oleudo ha consegnato i riconoscimenti ai nonni dell'anno. Nella stessa occasione si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso di poesia e di narrativa promossa dall'associazione. Vediamo. Sono ben 5 i nonni dell'anno scovati dall'associazione Oleudo. Tra questi Maria Luisa Garré, pediatra oncologa del Gaslini di Genova. Non sono nonna, dice, accolta dagli applausi, ma lo sono per i bimbi dell'ospedale, per i quali tutta l'equipe medica lavora con passione. Sento la responsabilità dell'esempio che dobbiamo dare ai nostri giovani medici in modo particolare e lasciare loro un'eredità. Oltre che la grande competenza e l'impegno a livello scientifico per trovare sempre nuove cure, anche la motivazione e la dedizione. Nonni dell'anno anche il presidente della regione Toti, premiato per la determinazione e il pragmatismo, il sindaco di Genova Bucci, al quale vengono riconosciuti costanza, rigore e professionalità, e il capo della protezione civile Angelo Borrelli per il suo altruismo, il sacrificio e la competenza. A ritirare il premio un supervisore del dipartimento. I nonni molto spesso dismettono la loro uniforme normale alla fine del loro periodo lavorativo, ma indossano quella del volontario. E quindi queste persone, invece di mettersi a riposo, si impegnano in una nuova strada, un nuovo percorso di cittadinanza sempre al servizio della gente. Premiato anche il neononno Carlo Maria Oliveri, sostenitore dell'associazione Oleudo, riconoscimento anche a Geronima Simonini dell'Avo. L'Avo e nonna, siamo tutte signore di una certa età, molte di noi nonne e alcune anche bisnonne. Questo vuol dire che anche alla nostra età possiamo cercare di ricavare 2 ore da dedicare agli altri. Infine, la premiazione del concorso di poesia narrativa al quale hanno partecipato gli studenti delle scuole. Vuol dire dare alle generazioni un qualcosa, un esempio, un qualcosa che loro possono spendere solo nel futuro. E credo che sia una lezione di vita che solo le persone di una certa età possono dare. Per tutto il mese di ottobre nella parrocchia di Santa Vittoria di Libiola, Sestri Levante, sarà allestita un'esposizione di quadri di pittori del Novecento e contemporanei. Le opere sono state donate da Giulio Traversaro. Tra gli artisti in mostra risaltano i nomi di Dina Bellotti, Nicola Neonato, Adriano De Laurentiis ed Eugenio Celle. Il ricavato della vendita dei quadri sarà devoluto alla Chiesa per i lavori di restauro del campanile, il cui intervento è in corso. La mostra è stata inaugurata oggi e sarà aperta il venerdì dalle 9 alle 12, il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 fino al 10 di novembre. E concludiamo con lo sport, parliamo di calcio, la Serie B, prima sconfitta in trasferta per la Virtus Entella che a Crotone ha perso 3-1. Padroni di casa avanti 2-0 alla fine del primo tempo grazie a una doppietta di Simi. Nella ripresa ancora a Crotone con il 3-0 di Crociata. De Luca accorcia le distanze al 79esimo. Amaro rientro a casa dunque per i biancocelesti che recriminano per un gol annullato al 31esimo. Sentiamo mister Boscaglia. Non siamo partiti benissimo e abbiamo sofferto un po' la pressione del Crotone e in verità abbiamo fatto un brutto primo tempo sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista tecnico, tattico e soprattutto mentale e agonistico. Quindi non si arrivava mai sulle seconde palle, loro ne hanno prese tante, ci hanno fatti infilare, imbucare, non si riusciva a tenere una palla, soprattutto non riuscivamo a sviluppare il gioco quasi mai. Comunque Crotone è una squadra di grande qualità, questo ci ha messo in grande difficoltà, ci siamo un po' sfilacciati, in preparazione alla partita non doveva essere questa, ma purtroppo sbagliamo e ci siamo anche innervositi un po' contro l'arbitro, contro tutti, perché sul gol è annullato, qualora ci fosse stato il fallo, anche se c'è stato, diciamo che il laboratorio ha alzato la bandiera un po' in ritardo. Ci siamo innervositi inutilmente, quando ci sono queste cose bisogna pensare a rimettere la partita in sesto e non innervosirsi. Però è andata così. Secondo tempo un po' meglio, abbiamo cambiato, abbiamo lavorato 1 contro 1 tutto campo, abbiamo cambiato anche modulo, però c'è stato il terzo gol del Crotone. Abbiamo perso, i 3 gol vengono su palle perse nostre, nonostante, ripeto, il Crotone abbia fatto la sua, abbia lavorato bene in mezzo al campo, perso pochissimi palloni, però volevamo rimetterla in sesto ma era tardi.
Si svolge domani, dopo 4 anni, la 58esima gara ciclistica nazionale Milano-Rapallo, riservata alle categorie Elite e Under 23, valida anche quale primo trofeo Val Fontana Buona e prima Coppa Adriano Borghetti. Attenzione al traffico e ai divieti di sosta e di transito. Ricordiamo infatti che la gara attraverserà la Fontana Buona, Levi, Carasco, Chiavari e L'Aurelia sino a Rapallo. L'arrivo è previsto alle 17 sul lungomare Vittorio Veneto. Sestri Levante ospita invece domani l'Andersen Run. Alle 9 la partenza di alcune gare come la mezza tra le Baie e 7 miglia da Favola. Alle 11 si terrà la Family Run. Le partenze sono tutte dal Parco Mandela. Dalle 9 alle 13 il transito dei bus in via Petronio a Riva Trigoso sarà sospeso. Attenzione perché ci sono delle modifiche per le corse delle linee 4 e 42. Siamo così agli appuntamenti. Intanto ricordiamo che a Trigoso, in occasione della festa per Nostra Signora del Rosario, sarà esposto domani per le vie del borgo il tappeto del mondo. 100 metri di stoffa realizzati con tanti piccoli quadrati cuciti assieme, frutto del lavoro di tantissime donne dell'associazione I Colori della Pace di Sant'Anna di Stazzema. Al tappeto hanno contribuito anche il Circolo Sabino di Trigoso, l'associazione Noi di Pila di Sestri Levante e Sferruzziamo Insieme di Casarza Ligure. L'opera è stata esposta a Sant'Anna di Stazzema per il 75° anniversario dell'eccidio e ora arriva nel Tigullio grazie allo storico gemellaggio tra Trigoso e Farnocchia, frazione del comune di Stazzema. La comunità di Farnocchia sarà presente domani con la sua filarmonica che si esibirà alle 16 sul sagrato della chiesa e alle 17 accompagnerà la processione. Ora sfogliamo l'agenda di Telepace e vediamo così tutti gli appuntamenti in programma per domani. Appuntamenti in agenda per domenica 6 ottobre. Festa dell'artigianato e dell'agricoltura tutto il giorno a Santo Stefano d'Aveto, esposizione e vendita di prodotti locali nei prati sotto la chiesa. Saranno presenti stand gastronomici e si potrà visitare una mostra zootecnica. I più piccoli potranno fare il battesimo della sella. Mattinata dedicata al birdwatching, l'osservazione degli uccelli selvatici. La Lipu dà appuntamento sulle sponde del fiume Entella, il via alle 8:30 dall'area cani di Lavagna. Nona edizione della Mare Monti Bike, il ritrovo alle 8:30 dai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure. Previste una gara escursionistica di 13 km, una gincana per i più piccoli e una cicloescursione sul Monte di Portofino. Ultima giornata del 19° Grand Prix Città di Chiavari. Dalle 9 al Palazzetto dello Sport andranno in scena le gare del torneo internazionale di lotta olimpica per esordienti e cadetti. Una mostra micologica è allestita ancora domani nella sede del Parco dell'Aveto a Rezzoaglio. Si potranno conoscere le specie di funghi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Saranno presenti esperti micologi. Trofeo Avis pedalando senza fretta a Rapallo. Si tratta di una passeggiata cicloturistica non competitiva aperta a tutti lungo le vie del centro. Il raduno alle 9, la partenza alle 9:30 dal chiosco della musica. Scopriamo Chiavari. Dalle 9:30, con ritrovo dal cimitero, si potranno percorrere le creuse dell'anello di Ri. Occorrono scarpe da trekking. Grande castagnata a San Salvatore di Cogorno. Alle 10, in piazza Aldomoro, il via alla giornata con varie iniziative per grandi e piccini. Alle 12, l'apertura degli stand gastronomici. Alle 16, la 19ª edizione del concorso delle zucche. Il Musel di Sestri Levante offre l'ingresso gratuito alle sale espositive dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Alle 16 si terrà l'iniziativa alla scoperta dell'Eudo. Dopo la visita al museo si potrà visitare il veliero Nuovo Aiuto di Dio. Il Villaggio Calcio presenta le sue squadre per la nuova stagione sportiva. L'inizio alle 14 in piazza Aldomoro a San Salvatore di Cogorno. Alle 14:30 a Zoagli, incontro cinofilo ludico Una coda tra noi. Si potranno svolgere attività di agility. L'iniziativa è curata da Ego Energy Free Time. E infine ricordiamo che prosegue la 5ª edizione del Sibelius Festival. Alle 18:30 all'Auditorium San Francesco di Chiavari, la soprano Irene Cerboncini e il pianista Massimo De Stefano si esibiranno su brani di Sibelius, Grieg, Strauss, Wagner e Puccini.
Concludiamo con una notizia curiosa che ci porta a Santa Margherita Ligure, dove dall'inizio di quest'anno solare ad oggi la polizia ha provveduto ad effettuare più di 150 sequestri di veicoli non assicurati. Tra questi sequestri, uno dei più recenti e dei più curiosi riguarda un pullman turistico fermato in centro città e risultato al momento del controllo privo dell'assicurazione. Quindi si è provveduto a redigere il verbale e a confiscare il mezzo. Pertanto i turisti sono stati fatti salire su un altro pullman arrivato in sostituzione per poter proseguire la visita della città e fare successivamente rientro a casa. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ricordo di seguire tutti gli aggiornamenti sul nostro sito teleradiopace.com. Domani mattina non perdete la messa di apertura del Sinodo per l'Amazzonia presieduta da Papa Francesco. La diretta su Telepace 1 al canale 15 è alle ore 10. Ci ritroviamo lunedì mattina, grazie per averci seguito, arrivederci.